Noi oggi siamo qui a celebrare ovviamente i risultati del referendum in virtù del fatto che questa regione è andata al voto in virtù di questa sentenza della Corte Costituzionale. Non è una buffonata come qualcuno ha voluto dire, non è una pagliacciata, non è un referendum che non serve a nulla. Penso che l'indicazione sia un'indicazione importante, sono milioni di persone che comunque, sono più di 2 milioni di persone che si sono recate alle urne, ma a me piace dire che qui mai nessuno anche oggi vincono i veneti, vince il senso civico dei veneti, vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra. 22 ottobre 2017, sono da poco passate le 23:30, le urne per il referendum per l'autonomia del Veneto si sono chiuse da circa mezz'ora, ma i primi dati già fotografano quello che sarà l'esito finale della consultazione, che parlerà di quasi 2 milioni di veneti, pari al 98%, che hanno espresso il loro sì sull'autonomia. La giornata referendaria era iniziata al mattino, con i veneti in alcuni seggi in coda per esprimere la propria preferenza. Una domenica che le nostre telecamere avevano seguito ora dopo ora, con una maratona terminata solo in tarda notte. Collegamenti da Palazzo Balbi e Ferrofini per raccogliere in tempo reale, a caldo, le dichiarazioni del post-voto. Alla fine si parlerà di un plebiscito che i sostenitori del sì hanno voluto etichettare come una vittoria dei veneti senza colori politici. Ho notato come la gente percepisce questo voto non come un voto verso un partito, ma per raggiungere un obiettivo più grande ancora, che è quello di riuscire a cambiare questo nostro Veneto in modo migliore. Un risultato che spinge il fronte dell'astensionismo a chiedere un passo indietro in Consiglio regionale. Ora, dopo il consenso su questo referendum e dopo che si è scelta l'autonomia come strada vincente, vengano ritirate le proposte di legge per la secessione. Da quella notte per il Veneto sono iniziate settimane, mesi di consultazioni, incontri per redigere al meglio il documento da presentare al governo perché si possa chiudere l'iter in tempi brevi. Tempi che con il nuovo esecutivo giallo-verde e la nomina di un ministro, Erika Stefani, agli affari regionali si sperava potessero accorciarsi ulteriormente, arrivando ad una conclusione entro il primo anniversario del referendum. Quanto successo poi è cronaca di questi ultimi giorni.